Pronti? 1, 2, 3. Ed è partita la finale del Tommaso Grassi Award 2024. Vamos OP in vantaggio, ricuce subito il gap, capta. Poi Corcovado in terza posizione che si avvicina comunque velocemente. Vamos OP è il comando a ritmo per ora blando, capta nella sua scia Corcovado. I tre sono già insieme dopo 200 metri. 15,8. Per i primi 200 di corsa, Vamos OP in vantaggio, capta nella sua scia Corcovado in terza posizione che sembra accennare a mettere la testa di fuori. Si marcano alle spalle di Vamos OP che porta a casa 400 metri tatticissimi in 31,4. Cerca di ridurre il tutto a una volata breve Roberto Vecchione, che non ha usufruito così del vantaggio dei 20 metri su capta e 40 su Corcovado, ma invece prova a tenere tutta la benzina possibile per uno sprint finale più breve possibile. 48,2 addirittura i primi 600 metri di corsa in 3 sotto alle tribune molto vicini. Vamos OP, capta e Corcovado. Il giro se ne va in 1, 4,2 sul piede dell'1,20. Capta che sembra iniziare ad affacciarsi leggermente su Vamos OP. Corcovado che segue le mosse, ancora tutto bloccato quando siamo ormai a 600 metri dalla conclusione. Vamos OP passa in 1,20,4 il primo chilometro. Capta che ancora traccheggia nei confronti di Corcovado che ora si infila, deve andare, capta allora all'esterno di Vamos OP, accelerazione secca a 450 dalla conclusione, 14,6 la dritta di lama con questi ultimi 50 metri molto veloci. Vamos OP in vantaggio, capta che attacca all'esterno, in corda c'è Corcovado con l'opzione open stretch. Vamos OP in vantaggio nei confronti di capta all'esterno, Corcovado che attende l'inside line, in vantaggio Vamos OP, capta che attacca, Corcovado che va di dentro, Vamos che si difende nei confronti di capta, Vamos OP in vantaggio, Corcovado di dentro, Vamos OP e Roberto Vecchione che bissano pari pari il successo dell'anno scorso. 27,5 ad arrivare. La magata di Roberto Vecchione che ferma da treno per 1 chilometro, si tiene un 27,5 per gli ultimi 400 metri di corsa. E lo stesso binomio che vince il Tommaso Grassi Award 2023 vince anche quello 2024, Roberto Vecchione e Vamos OP. Per Andrea Vitagliano e Vincenzo Vitagliano successo in percorso di testa con guidata magistrale di Roberto Vecchione che non la mette sul passo, non scappa via ma aspetta gli avversari e si tiene tutta la benzina per uno sprint micidiale, respinge capta e Corcovado e vince il Super Frustino 2024.